però devo dire che penso che per non molto tempo si riuscirà a reggere a uno stretto bloccato che di fatto blocca l'economia globale e anche la nostra economia. Quindi io penso che prima o poi una garanzia perché quelle attività logistiche possano proseguire esattamente come è stata fatta su Suez, dovremmo farlo. Dopodiché sul conflitto in Iran, come ho avuto modo di dire anche qualche giorno addietro, dobbiamo sempre considerare la questione nel suo complesso, non soltanto nella puntualità dell'intervento israeliano-americano in Iran. Cosa voglio dire? Se noi ci fossimo trovati in una situazione in cui l'Iran colpiva i paesi limitrofi come sta facendo in questo momento, ma magari fra un anno e mezzo o due, quando l'Iran aveva arricchito abbastanza l'uranio per avere la bomba atomica e armi atomiche, cosa sarebbe successo? Per quello dico, guardare in modo semplicistico, no l'intervento, non dobbiamo semplicemente la diplomazia. Questi costruivano nei rifugi sotterranei, arricchivano per arrivare all'atomica. Ecco, per quello dico, le complessità non possiamo sempre semplificarle dicendo vogliamo la pace. Chi non vuole la pace? Mi auguro che tutti vogliano la pace. Il problema però è mettere sul piatto quali possono essere le conseguenze a medio-lungo periodo non soltanto per quell'area, ma per tutta Europa stessa. Basti pensare che già oggi l'Iran ha una capacità missilistica che può raggiungere l'Europa. A coinvolgersi direttamente non penso sia un coinvolgimento diretto nel conflitto, però che faccia una valutazione per difendere i traffici commerciali del nostro paese ed europei, io penso che quello prima o poi dovremmo porci il quesito e capire se intervenire.